Sul finire del 2024, un operaio di origine magrebina si è rivolto alla Guardia di Finanza di Biella per denunciare le inique condizioni lavorative a cui era sottoposto, unitamente ad altri connazionali, nel cantiere di manutenzione della diga dell'Ingagna di Mongrando, dove era stato vittima di un incidente mentre lavorava con il martello pneumatico, subendo la subamputazione di un dito della mano. Le indagini, originate da questa denuncia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Biella, hanno permesso di scoprire un grave fenomeno di caporalato e violazioni in materia di appalti pubblici. Diversi cittadini stranieri, con regolare permesso di soggiorno, ma in stato di bisogno, venivano costretti a lavorare con turni massacranti, senza adeguate pause, riposi e ferie, in condizioni igieniche precarie e addetti a mansioni pericolose, senza essere stati formati né dotati di idonee protezioni individuali. Anche le retribuzioni erano arbitrarie. A fronte di 3 mesi di lavoro prestato in queste condizioni, la paga media totale era stata di appena 500 euro. Ogni accenno di protesta, poi, veniva represso con minacce e violenze. Inoltre è stato rilevato che alcuni lavori e prestazioni, per circa 200.000 euro, erano stati subappaltati in assenza delle comunicazioni ed autorizzazioni di legge. Al momento risultano indagate 5 persone e la Guardia di Finanza ha eseguito 19 perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Biella, al fine di raccogliere ulteriori elementi di prova e pervenire al completo smantellamento del sistema illecito. Nel corso delle attività, che hanno interessato abitazioni, sede di imprese edili e cantieri pubblici ubicati in 8 regioni, sono stati acquisiti documenti utili alla prosecuzione delle indagini. L'operazione testimonia quanto sia importante che i lavoratori denuncino alle forze dell'ordine le situazioni di sfruttamento, al fine di consentire di sradicare questi fenomeni che danneggiano non solo i singoli, ma anche il mercato del lavoro nel suo insieme e l'economia sana, minando la libera concorrenza tra le imprese.